Sesta corsa, una bella categoria CD, sono in 7 al via dopo il ritiro del numero 8, 1 Victor Trio, Marco Stefani, 2 Verdi Prav, Cesare Ferranti, 3 Urtab di Azzurra, Simone Levakovic, 4 Tosetta Spritz, Maurizio Cheli, 5 Audrey F, Andrea Farolfi, 6 Vaimo Blessed, Vincenzo Piscoglio. In seconda fila 7 Ziguli dei Greppi, Antonio Greppi. Rinuncia al lancio Vaimo Blessed. Stacco della macchina, veloce, Urtab di Azzurra scende alla corda con vicino Tosetta Spritz, poi a largo Audrey F. Terza posizione alla corda per Victor Trio, vediamo Audrey F andare all'attacco, vediamo le intenzioni di Simone Levakovic che è al comando con Urtab di Azzurra, primi 200 metri in 14,2, attacca la femmina all'esterno. Urtab di Azzurra è davanti su Tosetta Spritz, Victor Trio, poi Ziguli dei Greppi, mentre più indietro Vaimo Blessed. Decide di stare davanti Simone Levakovic col figlio di Cantaball che percorre i primi 400 metri in 28 dure, viene dura per Audrey F che se la deve fare di fuori scoperta, seconda la corda Tosetta Spritz su Victor Trio, arriviamo al paletto dei 600 metri, 15,1 la curva, 43,3 i primi 6, passaggio davanti alle tribune, Urtab di Azzurra, Tosetta Spritz, Victor Trio di fuori, dietro a Audrey F c'è il numero 2 di Verdi Prav che precede Ziguli di Greppi in coda, Vaimo Blessed, 15,2 qui davanti alle tribune, primo giro in 58,5, sempre in vantaggio Urtab di Azzurra. Poi Audrey F che viene richiesta da Andrea Farolfi, Verdi Prav nella sua scia, primo chilometro passato in 1,13,7, siamo sulla retta di là con Ziguli dei Greppi che accenna la terza ruota, trova l'anticipo di Verdi Prav, i due piombano sulla battistrada mentre cede all'esterno Audrey F, retta di là in 14,6, 1,28,3, 3/4 di miglio con Urtab di Azzurra in vantaggio, Ziguli dei Greppi che insiste in terza ruota, Tosetta Spritz sempre lì seconda alla corda, poco più di 200 metri alla conclusione, sempre in vantaggio Urtab di Azzurra, ultima curva passata in 14,7, retta d'arrivo, Urtab di Azzurra deve difendersi dall'attacco interno di Tosetta Spritz, all'esterno quello di Ziguli dei Greppi, poi Tosetta Spritz, alla fine Ziguli dei Greppi viene a vincere su Tosetta Spritz e Urtab di Azzurra, 1,13,1, 14,5 la retta di arrivo, bella vittoria per Ziguli dei Greppi, la femmina, la figlia di Uranometro, si è lanciata in terza ruota sulla curva finale e alla fine ha prevalso in retta di arrivo su Tosetta Spritz che ci aveva provato di dentro, ma può accontentarsi solo del secondo posto, mentre terzo il battistrada Urtab di Azzurra, la vittoria per la figlia di Uranometro, Lima dei Greppi, Antonio Greppi, Roberto Biagini per Nicola Del Rosso, Ziguli dei Greppi alla Sesta di Bologna.